Quarta corsa, premio B&C Bologna Equestrian Center. È un invito per cavalli di 3 anni, 1 Astrid Trio Marco Stefani, 2 Abbagual Antonio Greppi, 3 Afrodite B Massimo Barbini, 4 Astro del Nord Edoardo Baldi, 5 Asciano Antonio Di Nardo, 6 Achille BLV Enrico Bellei. In seconda fila 7 Jean Bros con Federico Esposito. Vediamo Federico Esposito un po' largo. Rinuncia al lancio Achille BLV. Stacco della macchina, veloce, Abbagual al pari di Afrodite B. Prende il comando l'allieve di Antonio Greppi. Afrodite B cerca di posizionarsi in seconda posizione lungo la corda. Riesce la mossa Massimo Brambini che si accoda davanti ad Astrid Trio. Poi vediamo al largo Asciano. Primi 200 metri, già il rallentamento in 15-1 da parte dell'allieva di Antonio Greppi. Vediamo Asciano avanzare con in schiena Astro del Nord. Poi sposta dalla corda anche il favorito Jean Bros con Federico Esposito. Intanto Asciano, con la gradualità del caso, prende senza spesa il comando ed è il nuovo battistrada. Ai suoi fianchi subito Astro del Nord con Edoardo Baldi. Intanto i cavalli arrivano al paletto dei 600 metri passati in 46,3. Quindi in vantaggio il figlio di Pascià l'Est che conduce. Jean Bros ora è in schiena ad Astro del Nord, mentre in coda Achille BLV. Il giro viene passato in 1-1-6, 15-3 qui davanti alle tribune, ritmo costante da parte dell'allievo di Antonio Di Nardo. Si adegua al ritmo tutto sommato non velocissimo. Astro del Nord al largo, Jean Bros lì in seconda pariglia, sempre alla corda Abbagual. Chilometro va via in 1.17.2 dopo il 15.6 della curva, retta di là con Jean Bros ancora lì coperto dietro ad Astro del Nord, ancora in controllo Asciano. Poi sempre Abbagual seconda alla corda, retta di là passato in 14-7, ora fa sul serio l'allievo di Gennaro Casillo, sposta ora Jean Bros, si lancia in terza ruota, sempre Abbagual seconda alla corda, Astro del Nord ancora tonico di fuori, ancora tutto da decidere a 200 metri dalla conclusione con in vantaggio Asciano che si presenta primo in retta d'arrivo, ma Jean Bros si lancia centropista, ultimi 100 metri, ci prova Jean Bros e viene a vincere anche in maniera piuttosto agevole su Asciano che si getta, no forse no, terzo è Astro del Nord. Rivedere Asciano perché forse non ha aperto completamente il galoppo, ma da rivedere la sua andatura negli ultimi 20 metri. L'allievo di Antonio Di Nardo. Comunque la vittoria per Jean Bros, il Muscle Mass tedesco di Alessandro Gocciadoro per la scuderia Tramonton. La guida di Federico Esposito, la quota in chiusura di 1,93. Rivediamo la retta d'arrivo per capire un po' di più su Asciano e la sua andatura. Vediamo la retta d'arrivo. Asciano qui comincia a non essere perfetto di meccanica. Sembra ancora di trotto. Il terzo posto è comunque di Astro del Nord. Probabilmente rimane di trotto, ma lasciamo il compito alla giuria. La vittoria per Jean Bros.